si occupa da 20 anni di energie sottili e di fenomeni correlati agli stati di coscienza allargata. Da circa 10 anni utilizza una procedura intuitiva che gli ha permesso di ricavare tutta una serie di conoscenze sui più vari aspetti del creato e della vita degli uomini. Queste conoscenze sono state trascritte in una quindicina di libri in italiano e inglese. Assieme a Roberta Rio gestisce un sito dedicato alla fisica del terzo millennio. Di nuovo buonasera a tutti. Volevo dirvi che è un grande onore per me parlare in questo momento, perché abbiamo avuto prima di me le due persone che probabilmente conoscono meglio la storia di Majorana prima della sua scomparsa, Erasmo Recami, e dopo la sua scomparsa, Alfredo Ravelli. Alfredo ha un archivio di documentazione sulla storia di Rolando Pelizza e di Ettore Majorana a partire, direi, dal 58, come penso nessun altro al mondo. Per cui tutta la documentazione che è venuta fuori su questa storia è un po' merito suo, se è riuscito a conservarla e a proteggerla. Detto questo, parto con il mio compito, che è un compito un po', come dire, un po' ingrato, perché vi parlo di un argomento molto, molto fastidioso, ma sono convinto che è un argomento che dobbiamo affrontare, anche perché ci arriverà sulla testa, anzi ci sta già arrivando sulla testa in diversi modi, e alludo al problema climatico. Qui io vi parlo un po' della situazione climatica ambientale attuale, giusto un po' di parole per tentare di inquadrarla, perché molto spesso noi abbiamo un sacco di informazioni climatiche, ma quello che accogliamo sono soprattutto le emozioni forti che gli eventi climatici così molto importanti ci producono, ma spesso non li affrontiamo con un po' di mente fredda che ci permette di capire cosa sta succedendo. Allora, di fatto, in questo periodo storico si sono rotti gli equilibri del pianeta, tutta una serie di equilibri, non solo il clima che stiamo vivendo. Dal punto di vista però climatico e ambientale, due sono le alterazioni più forti, che sono in buona parte riconducibili all'attività umana, all'attività scientifica e tecnologica umana. Una è quella del buco dell'ozono, che penso tutti più o meno abbiate sentito, e l'altra è quella dell'eccesso di anidride carbonica, che, diciamo, anche presi globalmente, sono responsabili dell'effetto serra. Per tentare di capire questa situazione ambientale, dobbiamo subito dire che questa alterazione non è soltanto un'alterazione chimica, non è solo perché abbiamo meno ozono o solo perché abbiamo troppa anidride carbonica che c'è il problema. La cosa è molto più vasta. Ci sono in atto degli squilibri di tipo termico, di tipo meccanico, elettrico, magnetico, elettromagnetico, quando attacchiamo l'elettricità al magnetismo, ma anche gravitazionali ed anche altro. È tutta una fase di vita del pianeta Terra che si sta modificando. Un esempio per tutti, ad esempio, sì, poi sapete che ultimamente negli Stati Uniti abbiamo avuto diversi uragani che ci fanno ci spaventano abbastanza per la distruzione che apportano. E direi che in generale gli uragani fanno parte dei fenomeni cosiddetti ciclonici, quelli in cui nasce un vortice e l'aria comincia a girare. Ma non è solo aria che gira ad una velocità spesso molto elevata. C'è anche un fenomeno elettrico densissimo che io vi cerco di riassumere in questa fotografia. Voi vedete qui che c'è un fulmine che entra dentro al ciclone, alla tifone, ciclone, chiamatelo come volete, comunque questa aria in rotazione su se stessa. Questo significa che il fulmine è attirato da questa struttura e riesce addirittura, come vedete qui,
a deviare la direzione del fulmine per portarla dentro di sé. Questo significa che c'è all'interno della struttura ciclonica un effetto elettrico potentissimo, in grado di modificare la direzione di un fulmine. Vado avanti, vi parlo brevemente del buco dell'ozono, due così nozioni molto rapide per cercare di capirci. Questa è la nostra Terra, c'è la troposfera che è alta una quindicina di chilometri e poi c'è la stratosfera che è alta altri 35 chilometri. All'interno della stratosfera c'è quello che chiamiamo lo strato di ozono, che è quello responsabile un po' del problema che stiamo affrontando. Lo strato dell'ozono non è che voi avete uno strato bello omogeneo, tutto compatto di questo materiale che ci protegge dalle radiazioni che vengono fuori, ma la quantità, diciamo, di ozono è un qualcosa di molto variabile. Vedete, qui siamo a livello terra, questa direzione, questa scissa ci permette di individuare la concentrazione di ozono presente. A livello terra noi abbiamo una certa quantità di ozono, che però è fastidiosa per gli esseri umani, è una sorta di veleno per noi, per cui meno ne abbiamo meglio è. Poi c'è un po' di ozono nella troposfera, quindi quel primo strato di 15 km, poi vedete da questo diagramma che c'è una quantità di ozono molto superiore a livello proprio della stratosfera, addirittura questo strato qui viene chiamato ozonosfera. Vedete questa quantità qui? Questa quantità di ozono è responsabile proprio della intercettazione di alcuni tipi di radiazione che ci provengono dall'esterno, in particolare dal Sole. Ebbene, quello che succede è che, avete visto questa entrata che ho fatto adesso, questa quantità qui si sta riducendo più o meno dappertutto, in certe zone di più e in altre zone di meno. Dunque, il problema è che c'è un assottigliamento dell'ozonosfera. Abbiamo delle zone con buchi, come vi dicevo. Ad esempio, questa è un'immagine della NASA in cui vari colori individuano la concentrazione di ozono. Dove è verde ce n'è di più, dove c'è il bluastro ce n'è di meno. Vedete, questa è l'Antartide sotto, ci sono state delle fasi in cui si aveva una riduzione talmente grande dell'ozono da far sì che questa zona fosse considerata un buco, un'assenza di ozono. Il problema qual è dell'ozono? È che ci manca il filtro che trattiene le radiazioni solari. Allora, qui vedete, dal Sole partono tutta una serie di radiazioni, famosi raggi ultravioletti, UVA, UVB, UVC, ce ne sono 3 tipi. Ebbene, del tipo più pericoloso, che è l'UVC, l'ozono assorbe praticamente il 100%. Nel momento in cui viene a mancare questo strato di ozono, questi raggi passano, arrivano sulla Terra e creano tutta una serie di scompensi. Prima cosa, i tumori cutanei, ad esempio, tanto per dirne uno. Vado avanti. Dunque, passiamo al secondo argomento fastidioso, che è quello dell'eccesso di CO2. CO2 è provocato dal carbonio. Quando noi usiamo un materiale che ha del carbonio, lo bruciamo, automaticamente nell'atmosfera viene riversato il carbonio e mescolandosi con l'ossigeno si crea CO2. E i combustibili fossili che stiamo usando ormai da molto tempo stanno provocando un eccesso di questo materiale, di questo tipo di gas. Il problema qual è? Che la CO2 ha un ciclo di vita in atmosfera di circa 200 anni, se non viene assorbita con regolarità dagli alberi.
Allora in passato cosa succedeva? Succedeva che avevamo una certa quantità di CO2 prodotta dal nostro respiro, ad esempio, prodotta da qualche fuocherello che si faceva, gli alberi bruciando producono CO2, e questo faceva sì che l'anidride carbonica si riversasse nell'atmosfera e poi arrivasse agli alberi, che erano in grado, in un equilibrio che c'era una volta, di riassorbirla. Per cui regolarmente l'anidride carbonica che si produceva in eccesso veniva assorbita naturalmente per dei cicli equilibrati biologici. Ora non succede più questo, non succede più per un motivo semplicissimo, perché stiamo scaricando una quantità di CO2 enorme, molto maggiore della capacità della Terra di assorbirla. Se non c'è questo assorbimento immediato, si è verificato che il tempo di permanenza nell'atmosfera dell'anidride carbonica è di circa 200 anni. Questo cosa vuol dire a livello nostro? Vuol dire che tutta l'anidride carbonica che c'è già in atmosfera e che sta già provocando il sistema di riscaldamento ambientale durerà ancora 200 anni. Quindi il problema dell'anidride carbonica non si risolve. Anche se noi smettessimo istantaneamente oggi, cosa vi assicuro assolutamente impossibile, se riuscissimo a interrompere immediatamente la produzione di nuova CO2. Per cui questo è un problema irrisolvibile. Mi secca dirvi queste cose perché sono un po' pesanti, ma penso sia meglio se noi ci rendiamo conto di che cosa abbiamo di fronte. Voi sapete, io sono un ingegnere, quindi sono abituato ad affrontare i problemi. Per affrontare i problemi bisogna prima guardarli senza timori mentali, senza preclusioni mentali, perché se non sapete tutto del problema non riuscite ad attaccarlo bene, ad affrontarlo nel modo corretto. Francesco, ti chiedevo una cortesia. Noi abbiamo un contributo, eventualmente video, di quando avete fatto la conferenza di Zugliano di Udine, dove a un certo punto preciso il dottor Sebastiano Serra fa un passaggio, è brevissimo, eventualmente poi nell'interscambio tra voi se non te lo dico adesso, dico altre due cosette perfetto, benissimo, per completarli. Allora, tanta CO2 significa inquinamento, quindi noi quando respiriamo il CO2 non è che stiamo proprio bene, anche perché in genere la produzione di CO2 è spesso associata alla produzione di monossido di carbonio. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma era un po' il modo in cui ci si suicidava una volta. Se uno vuole suicidarsi si metteva una macchina dentro un garage, chiudeva tutti i finestrini, la accendeva, la macchina produceva monossido di carbonio e la persona dopo un po' se ne andava. Per cui siamo di fronte a un inquinamento per noi stessi, quindi stiamo rovinando ciò che respiriamo. Ma poi soprattutto la CO2 provoca un alterato effetto serra. Allora, l'effetto serra cosa vuol dire? Vuol dire che le radiazioni termiche che ci arrivano dal Sole stazionano un po' in atmosfera e riscaldano la nostra atmosfera, che è un effetto importantissimo, perché se non avessimo questo effetto la temperatura media della Terra sarebbe almeno una trentina di gradi sotto quella media di adesso. Quindi sarebbe troppo freddo per vivere. Quindi l'effetto serra è necessario, ma è necessario in modo equilibrato, perché se l'effetto serra aumenta troppo, grazie a un'eccessiva presenza di CO2, vuol dire che la Terra si riscalda. Scusate, allora, io ho detto che è necessario questo effetto, ma se la temperatura del pianeta aumenta troppo, gli viene la febbre, il pianeta si ammala, detto in termini molto semplici. E questa era un po' la conclusione del dottor Serra quando abbiamo fatto il convegno di Udine. Voglio darvi un'idea così molto, molto rapida. Hanno fatto una ricostruzione della temperatura del mondo diciamo nei 2000 anni passati. Non so bene come l'abbiano ricostruita, ma sembra abbastanza affidabile dal punto di vista scientifico, basata su un sacco di misure anche di tipo geologico,
atmosferico. Vedete, qui c'è la temperatura zero, più o meno. C'è stato tutto un periodo della storia, dall'anno 0 all'anno 1000, abbastanza basso, ma basso vuol dire circa mezzo grado, neanche al di sotto della temperatura media. Poi è aumentata un po' nel Medioevo, è arrivata a 0, quando avevamo un periodo caldo, definito caldo. Dopodiché si è riabbassata, abbiamo avuto una piccola era glaciale intorno al 1600, ma vedete che si è abbassata di 0,8 gradi, quindi di pochissimo. Guardate cosa è successo nel 2016, abbiamo già 0,6 gradi in più, siamo ben più caldi del periodo caldo medievale, quindi sta chiaramente succedendo un'alterazione termica veramente forte. Conseguenze: disequilibrio climatico, lo abbiamo sotto gli occhi tutti, si sciolgono i ghiacciai e cresce il livello dei mari. Qui, quando la situazione sarà grave, il livello dei mari non ci sale di 50 centimetri, ma di diversi metri, quindi tutte le coste avranno dei problemi. Cresce l'umidità e la precipitazione, se si alza il livello dei mari abbiamo una superficie più estesa che può evaporare, quindi evapora molta più acqua e di conseguenza l'acqua che va su poi è costretta a tornare giù, quindi più acqua sale e più acqua scenderà, maggiori precipitazioni. Avremo fenomeni di estremo caldo e di estremo freddo, si altera completamente il meccanismo di formazione dei eventi atmosferici estremi, ad esempio gli uragani. Vedete in questa immagine qui, fra gli anni 900 e 950 avevano una media di meno di un uragano all'anno, questa negli Stati Uniti. Adesso, dal 2000 ad oggi, abbiamo una media superiore a 2 uragani all'anno, quindi eventi estremi cominciano ad aumentare, anzi sono già aumentati. Ci raggiungono delle radiazioni solari in quantità molto peggiore e soprattutto ci raggiungono le radiazioni solari cattive, quelle che ci danno un fastidio di tipo fisico sui nostri fisici e sulla nostra vita. Quindi la situazione è un po' pesante. Vediamo cosa hanno fatto finora, cosa si può fare per risolvere questa situazione. Finora è stata fatta un'attività anche dal punto di vista scientifico e tra virgolette politico sulla CO2 emessa ogni giorno, e perciò quella che si è accumulata negli anni, come vi dicevo prima, dura 200 anni in atmosfera, quella lì ce l'abbiamo e ce la teniamo. Poi non è neanche vero che abbiamo lavorato tanto sulla CO2 emessa ogni giorno, perché di fatto sta ancora aumentando la quantità di CO2 in atmosfera, quindi non stiamo di fatto riducendo l'anidride carbonica che emettiamo. Poi nulla si può fare da un punto di vista scientifico sulle molecole di CO2 che stazionano in atmosfera, perché le conoscenze scientifiche attuali non ci permettono di trattare volumi di CO2 così enormi come quelli che ci sono nella nostra atmosfera. Un problema di più ordini di grandezza superiori a quelli che siamo in grado di affrontare. Noi sappiamo come cambiare la CO2, ma lo sappiamo fare in una macchinetta per una quantità limitata di CO2. Non lo sappiamo fare nella grande atmosfera. Analogamente non si può ricucire l'ozono, anche se sono uscite alcune notizie da parte di alcune università specifiche che hanno detto che si sta riducendo il punto dell'ozono. Dai discorsi che ho avuto con Rolando dice che non è assolutamente vero, questa è una fake news scientifica, come ci sono anche le fake news scientifiche. L'adattamento climatico di fatto noi cosa riusciamo a fare adesso da un punto di vista nostro pratico? Possiamo adattarci a questo clima che cambia. Dovremmo
aiutarci come? Spostando le nostre città, portando le quote più elevate, facendo degli edifici più resistenti, perché quando verranno i tornadi ci tirano giù qualsiasi tipo di edificio. Quindi dobbiamo applicare delle modifiche per adattarci al cambiamento climatico. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, ma che è costosissima, per cui di fatto non riusciamo a fare neanche questo. Da quando cominceremo ad avere problemi? Allora, fino a qualche anno fa si sentivano gli scienziati che dicevano che i primi problemi per il riscaldamento termico li avremo attorno all'anno 2050-2060. Poi ci sono stati altri scienziati che hanno detto ma forse arriva più vicino, fra il 2030 e il 2040. Adesso le ultime ricerche hanno detto che il 2030 è già un punto di assoluto non ritorno. Per cui anche la scienza ufficiale si sta rendendo conto che questo problema c'è ed è veramente, veramente grosso. E allora, cosa possono fare la nostra scienza e la nostra politica? Quasi nulla. Ma se non possono fare nulla, cosa facciamo noi? Ci spariamo un po', qualcuno mi ha detto, sentite. E qui, dopo aver introdotto tanto pessimismo, ma non è pessimismo, vi assicuro, è solo il tentativo di capire esattamente qual è la situazione che dobbiamo affrontare. Qui però cambio un po' registro. Anzi, diciamo che prima peggioro ancora la situazione. Perché vado a vedere cosa dice Majorana. Allora, vi sarete accorti che quando nasce una persona come Majorana non è una persona normale, c'ha qualcosa dentro di sé, un qualche dono che riesce a portare alla luce delle cose che le persone normali non riescono a vedere, e questo è senz'altro stato Majorana. Lui si è occupato del problema climatico, per lui era un po' un pallino, perché già nel 76 ha scritto una lettera a Recami, che voi avete prima conosciuto, il 20 dicembre del 2000, in cui dice questo, ve la leggo. Quando parlo del futuro del nostro mondo, mi riferisco al surriscaldamento del pianeta, cosa che io avevo previsto già nel 76, quando diedi a Rolando una relazione dettagliata sul tema e le sue conseguenze, dai primi sintomi all'inizio dell'anno 2000, all'incremento del problema a partire dal 2010, e in effetti è stato così, in seguito al quale è lecito aspettarsi delle vere e proprie catastrofi ambientali. Da quando, parlando con Rolando, lui mi dice: non ho più il dossier completo che nel 76 mi aveva dato Majorana, ma mi ricordo bene che c'era scritto che le prime grosse catastrofi ambientali cominceranno ad avvenire tra l'anno 2022 e l'anno 2024. Quanto manca al 2002-2024? Allora qua non sappiamo cosa fare dal punto di vista politico e scientifico. Dobbiamo saltare. Cosa diceva sempre Majorana a proposito, ad esempio, delle dimensioni dell'acqua, delle gocce d'acqua? Vedete quel pallino che vi mostro qua? Le gocce attuali, o quelle di qualche anno fa, in media avevano un diametro, supponiamo che le gocce siano tonde, come effettivamente sono, sferiche, avevano un diametro di 1-2 mm. Le massime misurate negli anni passati, tutto il mondo, abbiamo avuto delle gocce massime di 10-12 mm. Scusate. E questo era già un acquazzone clamoroso. Adesso, quando saremo nel culmine di queste problematiche, avremo delle gocce di questa dimensione, circa 55 mm di diametro, circa 250 cc, un quarto di litro di gocce d'acqua.
Un quarto di litro di dolce d'acqua vuol dire che c'è un bel bicchiere abbastanza grosso che ce le fa. Tanto per darvi un'idea. Cosa significa questo? Significa che ci arrivano giù delle quantità d'acqua che non sapremo più governare. Quindi tutti i nostri sistemi idrici non saranno in grado di portare avanti la cosa. Le bombe d'acqua che abbiamo avuto in questi anni in Italia sono delle bombette, sono dei petardi più che delle vere e proprie bombe rispetto a queste. Un'altra cosa, dopo smetto con questa così telecronaca un po' pessimista, quella dei venti. Vedete, in questa tabellina qua in orizzontale vedete la velocità del vento. Qui parte da 0 fino a 600 km all'ora. Qui vedete la tipologia del vento, che per esempio è misurata in certe scale specifiche, come la scala Beaufort per i venti normali, che arriva al massimo a circa 120 km all'ora, alla quale fa iniziare gli uragani. Mentre c'è una scala, la scala di Saffir-Simpson, che ricorda tanto la famiglia Simpson, ma questo mi fa ricordare il nome di questa scala, che invece va a misurare le zone di uragano, che suddivide in 5 categorie principali. La categoria peggiore è quella che arriva a circa 300 km all'ora. Cosa prevede Majorana? Majorana prevede che avremo dei venti fra i 400 e i 600 km all'ora, quindi più del doppio del massimo uragano che finora abbiamo avuto sulla Terra, che a me sembrava già una cosa talmente fuori dal seminato che ho voluto fare delle verifiche. Sono andato a vedere la documentazione di Hawkins, non so se sapete, quello scienziato in carrozzina inglese che è morto l'anno scorso, e lui aveva fatto delle previsioni, non dico identiche, ma ha detto chiaramente che la Terra, per come stanno andando avanti le cose, è destinata a diventare un pianeta tipo Venere, pianeta molto caldo con dei venti fortissimi. Quindi non l'ha previsto solo Majorana, l'hanno previsto anche altri scienziati. Allora la notizia in genere non viene diffusa, perché è una notizia da panico questa qui, no? E soprattutto perché la scienza ufficiale non sa cosa fare in questo senso. Andiamo avanti. Oh, finalmente. Però c'è una speranza su questa cosa. Ci hanno appena detto che siamo destinati a scomparire nel giro di pochi anni, ma c'è anche qualcuno che probabilmente ci sta aiutando. Adesso io vi parlo di Majorana, ma forse c'è anche qualcun altro, qui non aggiungo altro. La nuova fisica, e io quasi direi soprattutto la nuova matematica di Majorana. La matematica spesso è sottovalutata, ma sappiate che la matematica moderna è alla base della fisica, non è l'inverso, non viene prima la fisica, adesso viene prima la matematica. Con la matematica si costruiscono delle idee matematiche e poi si va a vedere se funzionano in pratica. Tutta la fisica quantistica è più o meno nata così, quindi è prima matematica e poi fisica. Questo lo dico perché sono un po' appassionato di matematica fin dai tempi dell'università. Ebbene, Majorana ha fatto una nuova fisica, una nuova matematica che hanno permesso la costruzione di una macchina che ha convalidato la sua teoria fisica. Con questa macchina possiamo pensare sia di richiudere il buco dell'ozono, sia di diminuire in modo ragionevole la percentuale di CO2 presente nell'atmosfera. Questa è la macchina che ho sezionato su un angolo per far vedere un po' quello che c'è dentro. È uno scatolotto di circa 50 cm di lato, 52 cm per l'esattezza, che ha un tubo che fuoriesce qui e varie altre scatole interne. Per farvi un po' capire come è fatta questa macchina, vi faccio partire un piccolo video in cui vi mostro
questa macchina come più o meno è fatta? C'è un contenitore, quello che vi dicevo, questo elemento qua di circa 50 cm su un treppiede, qui viene girato, e lo vedete nella sua interezza, che ha un piccolo buco solo da un lato, vedete questo lato qui, una piccola fuoriuscita. Se andiamo gradualmente a togliere le scatole che sono all'interno, troviamo un'altra scatola e poi altre scatole, di cui magari vi dirò un po' meglio dopo, fino ad arrivare a altre scatole. È un gioco a scatole cinesi, si potrebbe quasi dire, che arriviamo alla parte interna in cui c'è questa qui davanti, che è il canale d'uscita. C'è una zona centrale abbastanza complessa, organizzata con 5 strumenti, di cui adesso vi dico, collegati ad altrettanti motorini che li fanno girare. Qui gradualmente tolgo le viti che legano la struttura interna. Sono i motorini che vengono estratti e vedete che dopo averli estratti rimane, e qui mi fermo perché già sto togliendo il canale anteriore, vedete questo qua, che lascia a nudo la parte interna con questi 5 strumenti e all'interno un canale verticale con una piccola bobina attorno, nella quale succedono delle cose molto strane. Vediamo di andare avanti. Lo vedete qui, gradualmente smonto la macchina, vedete via via che mi rimangono solo i 5 elementi interni, che vi prego di guardare bene. Vedete c'è una cosa che sembra una palla nel mezzo, altri elementi con dei lenticoli, delle lenti piatte, dei circoli piatti sovrapposti in questa direzione e in quest'altra direzione. E questa è un po' la situazione finale. Qui non si capisce molto. Per farvi capire un po' di più quello che c'è dentro, vi mostro queste slide. Questa qui è una sezione della macchina fatta proprio nel punto centrale, in cui c'è, vedete, questo è il canale d'uscita del segnale, questo è quel cilindretto interno di cui vi dicevo, e qui attorno ci stanno tutti gli altri elementi che vi ho detto. Qui se andiamo avanti, chiamiamo magari il lato sud, il lato dove esce il canale. Qui troviamo una prima scatola di alluminio esterna di 520 mm, una seconda scatola chiamata la scatola grande di lato 360 mm e, cosa che non si sa molto ma che è un po' così, qui all'interno, fra queste due scatole, c'è un volume di polvere finissima, composta da 2 metalli, diciamo. Non approfondisco ulteriormente, se no qui viene notte. C'è poi un'altra scatola, che è una scatola magnetica, non più alluminio, ma una scatola di un materiale che mantiene un certo contributo magnetico, molto particolare, molto preciso, soprattutto in alcune zone di questa scatola. Un'altra scatola media di lato 200 mm, una scatola di vetro di altri 176 mm di lato ed infine finalmente una scatola interna, sempre di alluminio. Allora, riparto sempre con la stessa sezione. Questo qui è il cuore. Tutte le scatole di cui vi ho detto prima sono una specie di schermo
un qualcosa che permette al cuore interno di essere completamente isolato dall'esterno. Quando dico completamente, significa che lì all'interno, qui, non c'è più influenza dei campi elettrici, dei campi magnetici, dei campi elettromagnetici, dei campi gravitazionali esterni. Per cui si crea una condizione qui all'interno talmente particolare di isolamento dal mondo esterno, per cui possono succedere delle cose strane. Questo è il contenitore che c'è qui all'interno, che contiene quelle strutture che vi dicevo, e questi sono i motorini che fanno girare quei vari strumentini che vedevamo prima. Mentre se andiamo a esaminare i vari strumentini di cui vi ho detto, ad esempio sotto c'è questo elemento qua. Qui ci sono 3 dischetti di ceramica che vengono fatti ruotare a una certa velocità, che producono un particolare campo elettrico. Mentre sul lato sud, che è quello dove c'è la fuoriuscita del canale, c'è un altro strumentino composto sempre da 3 dischetti. Sono dischetti molto, diciamo, raffinati. Qui c'è un dischetto di platino, c'è un dischetto d'oro, all'interno c'è un dischetto di un materiale magnetico. E anche al lato nord vedete che c'è la stessa struttura, però messa in senso verticale. Quindi capite subito che se questo produce qualcosa in una direzione, questo la produce nella direzione opposta. E questi 2 dispositivi producono un campo magnetico, puramente magnetico. Sul lato est, quindi diciamo il dietro rispetto a questa immagine qua, c'è invece una sorta di palla che viene fatta girare. È una palla che è analoga poi a quella che c'è sull'altro lato, dove qui ve l'ho anche aperta, all'interno del quale c'è una piccola quantità di mercurio, c'è circa 1 centimetro cubo di mercurio, e quando la palla gira fa girare anche questa piccola massa di mercurio. E qui, notizia un po' strana per la scienza attuale, questa roba qui produce un campo gravitazionale, è in grado di modificare lo stato gravitazionale all'interno del cuore di questa mano. Quanto tempo ancora? Vado avanti, grazie. Terzo punto, la guida. Il rocchetto, questa strutturina verticale, questo cilindretto verticale al centro, è quella che viene chiamato il rocchetto proprio. Qui avviene una cosa fantastica. Questo rocchetto qua ha nella zona inferiore, questa zona qua, una bobina di argento che gira attorno, e a questa bobina arriva un segnale qui sotto che fa sì che questa camera interna sia una camera a un livello elettrico molto particolare, per cui grazie allo stato elettrico di questa parte e grazie a tutti gli influssi che provengono da quei 4-5 dispositivi che ci sono attorno, qui al centro di questa parte qua succede qualcosa di stranissimo. C'è una zona in cui, passatemi i termini un po' imprecisi che uso adesso, si crea un punto di collegamento con una dimensione non fisica del nostro mondo. Questi punti di collegamento sono stati chiamati in tanti modi, non so se avete mai sentito parlare dei portali, delle cose che ci permettono di passare da una dimensione all'altra. Qualcuno pensa che i buchi neri siano una sorta di questi portali. Zero point. Ettore, grazie al lavoro di Rolando, è stato in grado di crearlo in modo controllato all'interno di questo piccolo rocchetto.
E da lì, grazie a questo collegamento e grazie al particolare segnale generato dall'insieme delle macchine che abbiamo visto, dall'insieme di quelle 5 strutture che abbiamo visto, in questo punto, oltre a questo collegamento, questa apertura, si crea l'invio di un segnale specifico che va dietro la materia fisica, è in grado di interessare qualcosa che c'è dietro e poi di riportarlo nella materia fisica stessa. In particolare, una delle applicazioni della macchina è quella dell'annichilamento della materia. Annichilamento significa cancellare la materia. Abbiamo parlato per esempio di antimateria, anche il professor Recami prima vi ha detto qualcosa sulle teorie di Dirac, per esempio, sull'antimateria. Ebbene, lì, in quel punto lì, dopo essere andati indietro, praticamente si ritirano indietro delle particelle di antimateria che in una fase iniziale si accumulavano tutte in questa zona e a un certo punto la macchina implodeva, entrava tutta dentro di sé perché c'era troppa antimateria, quindi la materia esterna veniva raccolta. E ne ha fatte tante macchine, Rolando, ne ha fatte centinaia di macchine per riuscire finalmente alla fine a capire come quest'antimateria poteva essere in qualche modo guidata lungo il rocchetto e poi entrare nella guida esterna. E questo l'ha fatto tramite degli impulsi elettrici. Se qualcuno adesso non voglio entrare nel dettaglio, comunque sappiate che l'antimateria che si forma qui è stata caricata, messa sopra un impulso elettrico. Immaginate dei fotoni, anche dei fotoni di luce, che sono passati lì attorno, hanno raccolto questa antimateria e l'hanno portata fuori. Solo che un impulso elettrico ha una certa velocità, voi sapete, nella nostra atmosfera, che nel vuoto l'impulso elettrico può arrivare a 300.000 km al secondo, come velocità massima prevista da Einstein. Allora questo impulso elettrico quando parte diciamo che è relativamente lento, allora ha bisogno di essere accelerato e allora il rocchetto, che è questa, la guida scusate, che è questo dispositivo che voi vedete qui sopra, è a tutti gli effetti un acceleratore di particelle, se volete. È in grado di accelerare l'impulso elettrico, poi di spedirlo fuori a una certa velocità. Qui lo vedete all'interno come è fatto, sono tutti questi elementi a stella che servono proprio per tenere l'impulso elettrico al centro della guida, quindi c'è un sistema abbastanza raffinato dal punto di vista anche elettromeccanico. Per cui il segnale elettrico che contiene l'antimateria viene veicolato qui dentro, accelerato e sparato fuori alla massima velocità a cui si arriva, che è inferiore a 300.000 km al secondo, perché quelli li avremmo solo in assenza di atmosfera, solo nel vuoto. Ecco, questo più o meno è il funzionamento della macchina. E qui, per esempio, prima il professor Recami aveva accennato su Dirac, che è un grande scienziato del secolo scorso che aveva fatto le prime ipotesi sull'antimateria. Adesso non voglio neanche entrare nel dettaglio, però andatevi a leggere magari la lettera di Pasolini che mi è stata data da Alfredo proprio qualche giorno fa, che non la conoscevo. È una lettera molto bella perché si vede come già uno scienziato di punta degli anni attorno al 76 si era già interessato di questa eccezionale scoperta, l'aveva vista, aveva detto che non riusciva a spiegarla, però in quella lettera lì riporta anche tutte le considerazioni che lui era riuscito a fare allora per tentare di dare una possibile spiegazione. E tra queste spiegazioni riporta anche quella di Dirac. Ebbene, sappiate che la teoria di Dirac non è quello che succede nella macchina succede qualcos'altro. Ma di questo si sono accorti anche i fisici attuali,
e sanno che l'antimateria non funziona più esattamente come era stato previsto quella volta. Bene. Allora, cosa può fare questa macchina? Io penso che ormai tutti sappiate di questa storia, perché quasi tutti conoscete le incredibili possibilità di questo strumento. Diciamo che Ettore, questo è chiaramente visibile da alcune lettere che sono state trasmesse nel tempo a Rolando, soprattutto a Rolando, Ettore aveva previsto 4 fasi di funzionamento della macchina. La prima fase, quella proprio che è stata quella che ha fatto partire tutto il resto, era quello dell'annichilazione selettiva. Questa fase è stata messa a punto nel 1976. Annichilazione selettiva cosa significa? Significa che se sparate questo segnale proveniente dalla macchina contro uno strumento e voi decidete di cancellare, che so, quel camino rosso, voi cancellate il camino rosso e non cancellate la griglia che c'è sotto. Cioè si può fare una selezione dei materiali da cancellare. Già questo è una cosa incredibile. I nostri fisici, tenete conto, che sanno che si può annichilire la materia in qualche modo, ma un'annichilazione selettiva è una cosa assolutamente fuori dal seminato. Nell'81 ha capito il trucco per riscaldare la materia. Cioè voi sottoponete un oggetto qualsiasi metallico in genere a un raggio di questa macchina e questo oggetto viene riscaldato e mantiene la temperatura che più o meno volete voi. Qui si parla di temperature di 600-800 gradi o anche di più, e quel calore lì viene mantenuto costante nel tempo, per cui può essere prelevato da un sistema idrico, un sistema con dell'acqua, si può fare del vapore, lo si può mettere in una turbina e produrre energia elettrica. La cosa bella è che non costa nulla, produciamo energia elettrica senza inquinare e a nessun costo. Poi c'è la trasmutazione, questo è quello che ci interessa per gli aspetti ambientali, che è arrivata nel 92. Trasmutazione significa cambiare la materia. Sparo segnale contro quel microfono là, quel microfono che adesso è di plastica diventa di metallo, di piombo, oppure sabbia, qualsiasi cosa decidiamo di poter fare. Alla fine c'è la traslazione della materia, che è una cosa ancora più avanti, ma di cui non entro nel merito. Mi interessa la trasmutazione per il nostro problema di tipo ambientale. Io qui ho un rapidissimo video, vediamo se riusciamo a farlo partire. No, non importa. Qui c'è la macchina di Rolando, questa è ancora del 92 questo video. Questa è una macchina che è alimentata da una semplice batteria da macchina, 12 volt. Qui Rolando aveva un pezzetto di gomma piuma che faceva parte di una sagommatura per imbottire i mobili. Lui tenta di metterla in piedi e alla fine ci riesce incollandola leggermente sotto. È appoggiata su un tavolo in legno. Immaginate di avere davanti la vostra macchina che sta sparando un segnale, avete visto, è arrivato il segnale, una grande luce, e l'oggetto si trasforma. Importante per il discorso climatico. Discorso per il quale probabilmente, ultimamente non sono così sicuro, serve senz'altro la fisica e la matematica di Ettore, serve la macchina di Rolando, forse serve anche un sistema satellitare per individuare le zone in cui c'è ancora l'ozono in eccesso, l'anidride carbonica in eccesso, ma non ne sono più sicurissimo. Volevo mostrarvi solo questa cosa qui, di quanto sia complesso il problema. Qui vi mostro un documento della NASA in cui c'è l'evoluzione giornaliera, questo nel 2006, della... Hi, this is Bill Papa. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight così parlo sopra io. What you're looking at is a supercomputer model of carbon Perfetto. Teniamo in sottofondo. Questo qui è un documento che mostra come varia da un giorno all'altro
la concentrazione di anidride carbonica e anche di monossido di carbonio. L'anidride carbonica è quella con i colori, il monossido di carbonio è quella col grigio che si vede, si intravede sotto. Vedete come varia durante l'anno? Nel periodo invernale c'è una grossa concentrazione nell'emisfero nord, nel nostro emisfero. Poi durante l'anno, quando cambia il ciclo delle temperature, questa concentrazione cambia, diminuisce al nord e c'è una concentrazione molto maggiore in asse equatoriale, quindi al di sotto. Vedete, in certi momenti è davvero pesante questa concentrazione. Più i colori sono scuri, maggiore la concentrazione. Ma quello che voglio far notare è che questa presenza di CO2 è variabilissima da un giorno all'altro, perché dipende dalle correnti che ci sono in quota, dai venti che ci sono in quota che la spostano. Quindi è difficile sapere anche dove sta al momento in cui magari lanciamo un segnale per cancellarla. Ritengo che anche questo problema sia stato risolto. Esatto. Oggi probabilmente lo scenario è ancora peggiore. Ecco, vedete qui che si sta spostando un po' verso il centro, in zona più equatoriale. Lo interrompo perché non ci dice molto altro. Vado avanti. Invece con un'ideuzza così che può farvi capire qual è il funzionamento della macchina. Qui abbiamo il nostro bel mondo con la sua troposfera, stratosfera, ionosfera, eccetera. Immaginiamo che dall'Italia parta un segnale, quella freccetta che vi ho rappresentato, e qui avviene un'altra cosa incredibile. Il segnale che abbiamo emesso, noi supponiamo che parta fuori in maniera retta, e invece c'è anche un qualcosa che lo fa deviare. Cioè io posso dire questo segnale, una volta che mi arrivi nella stratosfera, deviati e vai, dirigiti fino a un certo punto dove attui il cambiamento che devi fare, dove trasformi la CO2 là presente in ossigeno o in ozono, ad esempio, così ricostruisci la zona dell'ozono, qualcosa del genere. Dunque, una soluzione ci sarebbe. Qui l'importante però è che venga utilizzata. E qui adesso mi affido un po' al cielo, se volete, perché questo avvenga nel minor tempo possibile. Quello che però volevo dire in fase così quasi conclusiva è che tutta questa meravigliosa avventura è resa possibile proprio dalla nuova fisica di Ettore Majorana, che è una fisica, e qui lo dico in modo abbastanza esplicito, che ha compreso cosa c'è dietro al mondo fisico, che è anche ciò che lo organizza e lo crea. La materia fisica che abbiamo qui, noi esseri fisici, siamo organizzati da qualcosa che non vediamo, qualcosa che sta dietro al mondo fisico, e di questo Majorana se n'è accorto e chissà come è riuscito anche a studiarlo. E studiarlo si è accorto che c'è una matematica anche in questo mondo non fisico che, se correttamente applicata, può portare a dei riflessi poi nel nostro mondo fisico. Io, assieme a Roberta, noi ci siamo fatti degli schemi mentali per cercare di capire cosa diavolo succede in queste varie trasformazioni. E noi, così, adesso prendetela un po' alla leggera, perché questo è uno schema veramente un po' brutale, ma che ci permette con la testa di avere qualche considerazione un po' logica. Immaginate che ci sia un creatore che ha formato un certo universo, rappresentato qui dalla linea blu più scura. Quando l'ha creato ha immesso delle, io l'ho chiamate forme matrici, diciamo delle strutture informative che danno l'informazione a quello che ci sta dentro al creato. E all'interno ci ha messo più zone, diciamo una zona che possiamo chiamare spirituale, almeno per farci un'idea di cosa possa essere.
poi c'è una zona, quella contornata dal cerchio azzurro, che abbiamo chiamato oltremateria, all'interno del quale ci sta la materia vera e propria. Bene, noi pensiamo che, questo non mi è stato mai detto chiaramente, ma è una nostra idea, che Ettore sia stato in grado di andare in questa oltremateria, capire il funzionamento e poi permettere a questo funzionamento di rientrare nella materia stessa. Questo è quello che vi ho appena spiegato e direi che qui siamo arrivati a quella che possiamo considerare la fisica del futuro, che con Roberta abbiamo chiamato la fisica del terzo millennio, ma poi parlando con Rolando diceva ma l'abbiamo già chiamata noi fisica del terzo millennio, per cui probabilmente la paternità di questo nome è già loro. E poi c'è stata risonanza. Perfetto. Quindi ecco quando stamattina dicevo manteniamo la mente e lo spirito e il cuore aperti, è questo quello che ci stanno dicendo. Loro non si conoscevano ma sono giunti tutti e due ambedue alla stessa definizione, quindi andiamo in una direzione di una nuova fisica, di un nuovo modo di vedere le cose e siamo entrati in questa nuova forma di vita, anche se non ce ne accorgiamo, ma giorno dopo giorno è così. Mi mancano ancora due minuti, però poi vi concludo. Comunque l'importante di questa fisica è che si accorgerà molto chiaramente che c'è una continuità fra un mondo invisibile, quello che chiamiamo oltremateria, e il mondo nostro, quello che chiamiamo materia. Ma soprattutto che questo oltremateria è ciò che ci organizza, ciò che ci dà l'informazione per essere come siamo nella materia. E direi che è anche giunto il momento di far pace fra ciò che noi chiamiamo scienza e spiritualità, perché sono due aspetti della stessa medaglia. Noi che siamo qui sulla Terra, che abbiamo come metodo di funzionamento solo la nostra ragione, possiamo solo generare scienza e genereremo solo scienza finché non avremo un qualcosa che ci permette di andare oltre, vedere oltre e ricavare le informazioni che ci possono arrivare dell'oltre. Nel linguaggio comune normalmente questo è detto spirito, spiritualità, quello che volete. Quindi io dico che è giunto il momento di riunire questi due aspetti, di riunire scienza e spiritualità. Da un lato la scienza deve comprendere che la base organizzativa della materia sta in un oltre e la scienza sta muovendo qualche passo adesso, perché si accorge che ci sono delle dimensioni non fisiche che governano la vita fisica. Dall'altro lato, e questa è una cosa che in genere passa a sottordine, ma che è molto importante, anche chi vive lo spirito deve comprendere che c'è un'organizzazione invisibile che ha un aspetto matematico e che in qualche modo è comprensibile e dirigibile da noi esseri che stanno qui nella materia. Chiudo. Finalmente direi che si ritorna a collegare la ragione con l'intuizione, si ritorna a ricollegare la materia con l'oltremateria, si ritorna a collegare la scienza con lo spirito e infine, permettetemi questo, si ritorna a ricollegare l'uomo con Dio, perché l'uomo si è dimenticato di avere un Dio sopra. Grazie.